Là dove l'Orinoco si restringe fino a perdere le apparenze di un mare per diventare soltanto un grande fiume, è il cuore della Guayana, la regione dei Caraibi in cui gli antichi navigatori immaginarono il favoloso Eldorado. Dalla stazione dei traghetti, città Bolivar, la capitale, porge al forestiero il suo benvenuto. Fondata dagli spagnoli nel Cinquecento, fu chiamata Santo Tomé della Guayana, ma 2 secoli dopo, essendo stata ricostruita nel punto più stretto del fiume, venne detta Angostura. Sarà il liberatore del paese, Simón Bolívar, a darle nell'Ottocento il nome attuale. Oggi, per le sue bellezze naturali, è un importante centro turistico dell'Oriente venezuelano. Dal Paseo Falcón al Mirador dell'Angostura, il visitatore in cerca di panorami suggestivi ha solamente l'imbarazzo della scelta. Il sole però ci ricorda che siamo prossimi alla linea dell'equatore. In un bar un motivo musicale. Il ronzio di un ventilatore, una bibita, allieteranno la nostra sosta. Mentre il piccolo indio potrà soddisfare la sua curiosità. In volo con i gabbiani dall'Orinoco alle acque verdazzurre del mare di Margarita. Sulla spiaggia, il mercato indigeno chiassoso e ricco di prodotti tropicali è una tavolozza smagliante di colore. Margarita è l'isola delle perle, ma quando queste non si possono pescare, allora le barche diventano carrette di mare. Non c'è scelta per gli abitanti della costa come per quelli dell'interno. Così, per il bagno, basta il fiume. Ci si sguazza dentro come nelle acque della più elegante spiaggia alla moda. I costumi, quando non sono adamitici, possono sfidare il più esigente dei tutori della pubblica morale. Le abitazioni, quasi sommerse dal verde d'una vegetazione prepotente, sono i tipici antichi ranch tropicali senza alcun comfort. Ma l'ora della civiltà è scoccata anche per gli indios. Nuove case, scuole, ambulatori medici vanno sorgendo dappertutto. Dove un tempo regnò sovrana la savana e imperversò la malaria, il moderno lungomare sfoggia aiuole e fontane monumentali, mentre il villaggio modello odora ancora di calcina fresca. Con le opere di bonifica e il risanamento edilizio, la Virgen del Valle, nel suo santuario dalle merlettature moresche, ha fatto il più bel miracolo per gli indigeni di queste isole. A Maracaibo, invece, il prodigio l'hanno operato gli uomini. Dall'aereo, con le sue strade parallele incrociantesi ad angolo retto, ci svela già il suo segreto. Benché fondata nel 1571, Maracaibo è città modernissima. La sua vera data di nascita coincide infatti con la scoperta dei giacimenti di petrolio, i più ricchi del mondo.
Secondo centro del Venezuela, con un porto dal traffico senza soste, in continuo sviluppo, la città ha onorato con un monumento l'esploratore spagnolo Alonso de Ojeda, scopritore del suo lago. Indietreggiando di fronte all'avanzata dell'uomo bianco, gli indigeni si sono asserragliati nelle regioni dell'interno. Il villaggio di Giruna è una delle loro ultime roccaforti. Qui vivono ancora i Guajiros, gli indios puri dell'America centrale. Le occupazioni, i costumi, le tradizioni sono gli stessi dei tempi di Cristoforo Colombo, ma il cammino dei bianchi è il cammino della civiltà. Oggi nel villaggio la bicicletta è già familiare, come pure le auto. Il Venezuela avrà perduto un po' del suo folklore. Gli indios, in compenso, saranno stati pienamente guadagnati alla vita di un paese civile. Dal mare a Caracas il viaggio è breve. 19 chilometri di autostrada, un'opera grandiosa, orgoglio della moderna ingegneria. 6 piste, 2 tunnel di 1800 e di 900 metri, 55 miliardi di lire spesi per la costruzione. Fondata nella seconda metà del Cinquecento, Caracas è una delle più antiche capitali del nuovo continente. Nei vecchi quartieri arrampicati ai piedi di Monte Avila, l'impronta dei suoi fondatori è tuttora evidente. Le vie, le case sembrano essere state trasportate di peso fin qui da un angolo della lontana Spagna. Se diverso è il colore degli abitanti, uguali sono i gusti. A un bimbo dell'assolata Castiglia, un gelato come questo non farebbe meno gola. Ma la Spagna ha lasciato un'altra eredità al popolo venezuelano, la passione per le corride. Nella Plaza de Toros, il rituale dei picadores, dei banderilleros e delle spada nella lotta contro la furia della bestia è lo stesso delle arene di Madrid, di Siviglia, di Barcellona. Ma che Caracas sia in America ce lo ricordano i campi di golf e il country club del Viale delle Palme. In stile newyorkese o californiano le costruzioni della zona residenziale. Le ville spesso diventano buildings e gli alberghi si adeguano con la loro mole e i loro conforti alle esigenze di un popolo che ha fretta di riguadagnare il tempo perduto. Il venditore di frutta tropicale diventa il simbolo crepuscolare di un mondo che scompare.
Una vita diversa pulsa sulle grandi arterie che vanno verso il centro. Piazza Venezuela non è soltanto il cuore di una grande città, è l'espressione tangibile delle aspirazioni di un popolo che sulle sponde del Mar dei Caraibi sta edificando una nuova civiltà.